Konrad Eisenbichler nasce nel 1949 a Lussinpiccolo da una famiglia di lingua e cultura italiana. Il padre, cittadino austriaco, seguì le scuole italiane a Lussinpiccolo e sposò Giovanna Martinolic, o Martinolic, come si dice, professore? Martinolic, italiana, figlia di una grande famiglia di capitani lussignani. L'esodo della sua famiglia, avvenuta nell'ottobre del 1950, li portò prima in Austria, dove suo padre fu obbligato a rimpatriare in quanto cittadino austriaco, e poi nell'ottobre 1952 a Ruta di Camogli in provincia di Genova. Konrad fece le elementari in Italia. Gli episodi della guerra fredda, e in particolare l'invasione dell'Ungheria, determinarono in suo padre la decisione di emigrare in Canada nel 1960. Konrad fece le scuole superiori e l'università a Hamilton e a Toronto, conseguente 3 lauree universitarie, e divenendo professore ordinario di italiano e di studi rinascimentali, con particolare attenzione al Rinascimento italiano presso l'Università di Toronto. Nell'ambito accademico e universitario ha pubblicato una ventina di libri tra studi monografici, traduzioni, collezioni ed edizioni. Più di 60 articoli in riviste accademiche e in varie collezioni di saggi, più di 100 recensioni. È direttore generale di una collana di libri che ha raggiunto adesso più di 30 titoli. Diversi dei suoi libri hanno vinto importanti premi, tra i quali il premio Flaiano nel 2013, l'Outstanding Academic Title nel 2014 e il Marraro Prize nel 1999. È stato presidente di varie associazioni accademiche canadesi e americane. Per il suo contributo allo studio della cultura, lingua e letteratura italiana è stato insignito dal Presidente della Repubblica Napolitano del titolo di Commendatore nel 2010 e più recentemente del titolo di Cavaliere di San Marco dall'omonima associazione nel 2014. Nell'ambito della comunità giuliano-dalmata è emigrata in Canada e dal 1991 direttore di El Bulletin, il giornalino trimestrale dei giuliano-dalmati di Toronto, fondato nel 1972. Dal 1991 al 2004 ha fatto parte del Comitato regionale dell'emigrazione della regione Friuli-Venezia Giulia. Inoltre ha ricoperto per molti anni l'incarico di presidente del Circolo Giuliano di Toronto e di presidente della Federazione dei Circoli Giuliani del Canada. La motivazione è la seguente: per aver mantenuto un forte legame con la cultura italiana e le sue radici istro-venete, per aver dato lustro alla comunità dei giuliano-dalmati emigrati in Canada e di riflesso alla comunità regionale del Friuli-Venezia Giulia, con la sua docenza di italiano e di studi rinascimentali presso l'Università di Toronto, e infine per aver dato un apporto prezioso al consolidamento dei rapporti fra gli immigrati giuliani e la nostra regione, nella veste via via di Presidente del Circolo Giuliano di Toronto, di Presidente della Federazione dei Circoli Giuliani del Canada e di membro del Comitato regionale per l'immigrazione della regione Friuli-Venezia Giulia.